Siamo con Giovanni Russo Cirillo, noto imprenditore agrigentino, nonché a suo tempo anche candidato a sindaco della città. Ecco, in questi giorni si sta parlando tanto di un eventuale abbattimento del viadotto Morandi, il suo punto di vista? È importante, prima di parlare di abbattimento, oggi bisogna proporre soluzioni autenticamente vere partendo dal costo di un'opera. Nel giro di pochi mesi si può riattivare una strada che parte da Palasporti e che va direttamente a innestarsi su Villa Seta, con un massimo di 3 campate, 1, 2 e 3. Dunque viene tutto su terraferma. Noi siamo una città dove i greci ci hanno dato l'esempio dell'eterno. Perché dobbiamo fare le opere provvisorie che costano 3 volte, 5 volte più per quanto riguarda l'abbattimento di questa bruttura? Oggi chi vuole veramente parlare dell'interesse della città, del cittadino e delle famiglie deve andare a fare un confronto nella valutazione per realizzare un'opera.